Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci andremo a vedere una partita incredibile, ma prima, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al torneo del 26-27 di dicembre. Qui in descrizione il link. Il torneo si svolge completamente online, ma ora torniamo a noi. Al lato dei bianchi abbiamo il tenore cantante Andrea Bocelli, al lato dei neri invece abbiamo l'ex campione del mondo Anatoly Karpov, quindi abbiamo un gran maestro che sfiderà un musicista dilettante. Vediamo come giocherà il nostro musicista a scacchi. Io tifo per i bianchi da musicista. Dovete sapere che tifo per i bianchi. Tra l'altro la storia di Bocelli è una storia molto contorta. Lui veramente ha faticato tantissimo per arrivare al successo, e nell'ambiente musicale, e tra l'altro vedo tra l'ambiente musicale e quello scacchistico vedo molti paragoni, però nell'ambiente musicale Bocelli è stracriticato, perché siccome c'è gente che ha, non so come dire, ha lo stato d'animo pari a quello di una pattumiera, molti dicono che, molti, ma tanti, tutti i professionisti dicono che Bocelli è diventato famoso solo per la sua cecità, quindi se fosse stato un cantante normale, lirico, normodotato non avrebbe mai raggiunto quel livello lì, ma la stessa cosa dicevano anche di Ezio Bosso, pianista, che purtroppo ci ha lasciato recentemente. Comunque non siamo qui a parlare di cosa pensa la gente, ognuno poi vive la propria vita. Allora adesso andiamo a vederci questa fantastica partita. Bocelli, il buon Bocelli, apre con E4 C6. Se qualcuno si sta domandando come fa un non vedente a giocare a scacchi, beh, sappiate che ci sono tornei sia per non vedenti, ma anche tornei normalissimi dove partecipano anche non vedenti. Mi era capitato un torneo dove nella scacchiera a fianco c'era un ragazzo che sfidava un non vedente, e loro hanno questa scacchiera piccolina loro, dove loro possono toccare i pezzi per cercare di ricordarsi dove se li hanno messi, oltre ad avere una capacità mnemonica pazzesca che io posso solo veramente invidiare. D5, siamo in una difesa Caro-Kann, non so se lo sapete, ma adesso lo sai. Karpov gioca spesso, questa è la sua difesa preferita, con 3-4, e credo che qui Bocelli volutamente abbia voluto evitare la linea principale che prevede D4, e dopo D5 si può giocare in diversi modi, si può spingere, si può giocare cavallo C3, si può giocare cavallo D2, si può giocare F3, si può catturare, insomma è veramente tosta. Invece cavallo F3 è una linea un attimino secondaria che secondo me non fa mai male. Cattura. Cavallo C3, forse qui era un attimino più precisa D4, perché magari ci potrebbe essere questa spinta, chi lo sa. Cavallo C6, adesso D4. Ok, la posizione si è comunque riapparata. Alfiere G4, e ora c'è subito una minaccia. Qual è la minaccia? Il nero vuole papparsi questo cavallo. Sto fischietto di chessbase adesso lo distruggo. Il nero vuole papparsi il cavallo, poiché dopo la pappata avremmo donna per F3 e cade il pedone. Qui appunto Bocelli gioca alfiere 3, quindi per cercare comunque di difendere questo pedone dopo un eventuale cambio. Per esempio, supponiamo che qui il bianco, anziché giocare alfiere 3, giocava, non so, H3 per scacciare l'alfiere. Il nero avrebbe potuto catturare, ma dopo questa cattura, come vedi, sarebbe caduto questo pedone. E dopo che questo pedone cade, non solo c'è l'attacco sulla donna, ma anche l'attacco su C2. Sembra che il bianco riesca a stare a galla con la mossa donna D3, dove si attacca il cavallo e dietro al raggio X si attacca due volte il pedone D5. Quindi sembra che il bianco riesca a riprendersi il pedone, ma non è così facile, perché adesso c'è E5, il nero controlla il centro oltre che difendere il proprio pezzo. Il bianco prova ad aumentare la pressione, ma si può difendere ancora con alfiere C5, e dopo arrocco lungo esce fuori una linea molto tagliente, dove sicuramente il bianco ha già sviluppato, il nero è leggermente in ritardo di sviluppo, ma è molto tagliente. Ma ritorniamo alla realtà. Alla realtà è stato giocato alfiere in 3. A questo punto E6 è il momento di dare via libera anche a questo bellissimo alfiere, e adesso H3, visto che ora questo alfiere difende questo punto, non c'è nessun problema se l'alfiere cattura su F3, e la partita va proprio così: alfiere per F3, donna per F3, e ora uno si aspetterebbe la normalissima cavallo F6, ma Karpov gioca donna B6. Un giocatore esperto come Karpov sa
che quando l'alfiere Camposcuro manca dalla sua casa di partenza in C1, il punto B2 rimane debole e quindi è il momento di attaccarlo. Ora qui la domanda è: ma come si difende quel punto lì? Come si difende? Qui probabilmente la difesa, non ti so dire se è migliore l'aggettivo, ma la difesa spontanea forse sarebbe un bel arrocco lungo. Il re riesce a difendere, anche se comunque il re poi si mette sotto assedio della donna, delle avanzate di pedone, eccetera, eccetera. Inoltre sappiamo che l'arrocco lungo non è mai sicuro come l'arrocco corto. E qui Bocelli trova invece una difesa alternativa. A me sarebbe piaciuta anche torre B1, non so se il computer la considera. Sì, la considera. Sarebbe piaciuta anche torre B1, ma qui il bianco decide di giocare alfiere B5. Alfiere B5, questa è una mossa molto bella, ragazzi. Ricordiamoci che il bianco è un non vedente, quindi riuscire a vedere queste mosse veramente fanno di Bocelli un abile giocatore di scacchi, e lo vedrai anche man mano che andremo avanti nella partita. Alfiere per B4, doppio in inchiodatura, ma il tratto spetta al bianco, quindi è il bianco che arrocca, e dopo alfiere per e alfiere per con scacco, donna per C6. Adesso se il bianco cattura sembra che il nero possa guadagnare il pedone, infatti il bianco cattura, ma Karpov, da buon giocatore posizionale, ricordiamo lo stile di Karpov non è un grande, non è riconosciuto come attaccante, chiaro, se c'è da attaccare attacca, ma è un giocatore posizionale che non rischia, che cerca di massimizzare tutti i piccoli vantaggi e non va a catturare come avrebbe fatto qualcuno, qualsiasi persona di noi, ma decide di giocare cavallo in E7. Adesso capiamo anche il perché di questa mossa. Allora, Karpov non ha nessuna fretta di andarsi a catturare quel pedone perché sa che è una debolezza. Perché? Qui abbiamo dei pedoni doppiati, si chiamano. Il pedone in C2, finché c'è davanti il pedone in C3, non potrà mai muoversi, e il pedone C3 rimarrà probabilmente forever un pedone arretrato, perché sarà impossibile da spingere dato che questa casa C4 è controllata dal nero. Quindi, e sapendo che questo pedone prima o poi crollerà, Karpov dice: senti, facciamo che prima sviluppo i miei pezzi. E a questo punto tu mi potrai domandare: Cristian, ma perché l'ha sviluppato in E7 e non in F6, che sembra uno sviluppo più naturale? Il cavallo poi c'ha la bellissima casa in E4. Ti spiego subito. Se qui, allora, innanzitutto, se qui il nero avesse catturato, il bianco avrebbe potuto cercare del controgioco, non so, con donna G3, donna G4, attaccando quel punto lì. E quindi poi magari il nero avrebbe dovuto giocare il re in F8 perdendo l'arrocco per un misero pedone. Karpov gioca cavallo in E7 perché semplicemente adesso c'è ancora il giochino. Per esempio, supponiamo cavallo F6, donna G3, la donna magari da G3 attacca a questo punto qui, e dopo magari un arrocco corto c'erano situazioni di questo tipo dove si minaccia cose di scacchi matti su G7. Ora è vero che c'è sempre cavallo E8 o cavallo anche in H5 che tengono la posizione, ma Karpov, essendo un giocatore solido, gioca cavallo E7. In caso ora di, per esempio, donna G4 per attaccare sempre questo pedone, arrocco, e in caso del giochino adesso si può difendere o con cavallo in F5 o con cavallo in G6. Bam! E il controgioco del bianco viene letteralmente annullato. Ecco il motivo dunque di cavallo in E7. Ritorniamo alla realtà. Su cavallo E7 ora il turno è del bianco, che non se la sente, capisce appunto che non ci sono controgiochi su questo pedone e decide di attivare la propria torre. Torre in A, va in B1. Mettere una torre su colonna semiaperta è sempre cosa buona e giusta. Ricordiamo la definizione di colonna semiaperta: non è una colonna totalmente aperta, ma a un certo punto andiamo a sbattere ed incontrare un pedone avversario. Chiaramente questa torre sarebbe più forte di una torre del nero, perché la torre del nero avrebbe solo compito difensivo, quella del bianco almeno ha un obiettivo d'attacco che rende la donna in posizione difensiva perché deve difendere questo punto. Motivo per cui il buon Karpov, Karpov decide di giocare B6. B6 schioda la donna dalla difesa di quel punto, e in più la posizione dei pedoni, la struttura pedonale è estremamente solida. Ecco, presto lanceremo
nell'Accademia di Mattoscacco un nuovo corso sulla struttura di pedoni importantissimo, 7 ore e mezza di corso, perché gli scacchi sono il 90% struttura di pedoni, 10% tutto il resto. Torre B3. Questa torre inizia a fare un compito difensivo su questo pedone che, non so se ti ricordi, Karpov l'ha lasciato lì vivo perché sa che prima o poi riuscirà a prenderselo. Finalmente il nero riesce ad arroccare e adesso qui Karpov gioca un raddoppio di torri. È vero che raddoppiare le torri è sempre cosa buona e giusta, ma dove vanno queste torri? Ok, c'è il raddoppio, ma dove vanno? L'unica possibilità per fare qualcosa sarebbe riuscire a spingere questo pedone per indebolire quello, ma la spinta in A4 finché c'è la donna che controlla a questo punto sarà impossibilitata, quindi questo raddoppio di torri in realtà è sbagliato. Qui probabilmente bisognava cercare, non so, di attivare questo alfiere che attualmente è un pedone perché è all'interno di una catena pedonale. Probabilmente una mossa di questo tipo, cercando di inchiodare il cavallo o comunque di cambiarlo per il cavallo, sarebbe stato ottimale, perché adesso, se io ti faccio questa domanda, secondo te fra l'alfiere e il cavallo quale dei due pezzi è più forte? Senza dubbio il cavallo, perché l'alfiere comunque è limitato a muoversi su case scure. Le case scure attualmente magari non sono vitali, mentre il cavallo invece può prendersi case importantissime. Mi viene in mente, se il cavallo riesce a fare delle manovre per prendersi, non so, una casa come C4, secondo me è eccezionale. Immaginati con me, manovra cavallo F5, cavallo in E6, cavallo C4. Questo cavallo diventa, come dice il gran maestro Andrea Stella, un mostro, mentre cosa che non può fare l'alfiere. Quindi torre FB1 non è una mossa troppo precisa, qui il vantaggio del nero inizia a farsi sentire, ma ragazzi ricordiamoci che Bocelli sta giocando contro un gran maestro, e non uno qualsiasi, ma un ex campione del mondo, che io credo, poi posso essere assolutamente smentito, ma io credo che qui il nero stia giocando al massimo della sua forza. Non è che sta giocando, ma sì, no, perché qui la paura di fare figure di M è altissima, quindi sta giocando al massimo della sua forza. Torre in F va in C8, ecco che silenziosamente, anzi mica tanto silenziosamente, inizia ad aumentare la pressione verso questo punto. Alfiere G5, purtroppo qui il bianco ha poco da fare, cioè questa è una di quelle posizioni che io definirei comode per il nero. Il nero ha qualcosa da fare, ha un obiettivo d'attacco che è il pedone C3, quindi cercherà di convogliare tutte le sue forze, anzi potrà fare anche questa manovra, cavallo F5, cavallo F6, cavallo in E4, dove da lì si attacca sempre il pedone. Il bianco, è difficile trovare un piano di gioco per il bianco, quindi qui ok, il computer dà un meno 0,43, quindi leggero vantaggio del nero, ma qui il vantaggio del nero potrei dire che è assoluto, perché che cosa fa il bianco? È difficile trovare un piano. Qui addirittura dice alfiere in F4, forse appunto per cercare di controllare questa casa, così in caso di manovre si può cambiare l'alfiere per il forte cavallo. Qui invece viene giocato alfiere G5 minacciando il cavallo, che però va in F5 ed è pronto a papparsi, a occupare la casa E6, dove da lì sarà veramente fortissimo. Potrà andare sia in C4, creare un forte blocco. Ricordatevi ragazzi che la casa di fronte ai due pedoni doppiati è una casa importantissima per i cavalli, quindi andare lì è un'ottima idea, ma anche, come abbiamo già detto prima, riuscire ad andare in E4, dove si riesce comunque a creare pressione su questo pedone. Donna in F4, fatico a capire il motivo di questa mossa, e allo stesso tempo donna D7 del nero, fatico a capire il motivo di questa mossa. Se qualcuno di voi è riuscito ad avere l'intuizione di capire queste due mosse, sia questa qui, la 17esima del bianco e la 17esima del nero, può assolutamente aiutarmi. Qui si potevano giocare varie cose, si poteva giocare cavallo D6 subito, ma si poteva giocare anche F6, e qui su alfiere in H4 chiaramente c'è l'attacco doppio di pedone. Io non credo che Karpov non l'abbia vista, anzi sono certo che Karpov l'abbia vista, ma semplicemente non si fidava a giocare questa mossa. Perché? Perché dà un minimo di controgioco al bianco, perché il bianco potrebbe a questo punto sacrificare
il proprio alfiere e dopo questa situazione scacco, il re va nell'angolino, la situazione magari non è chiara al 200%. Il vantaggio del nero è chiarissimo, però magari qualche scacco qui lì, magari il bianco riesce anche a fare perpetuo o cose strane, quindi secondo me Karpov non se l'è sentita di entrare in questa continuazione e ha giocato più nel suo stile posizionale che è donna in D7. G4 e ora il bianco invita il nero a riposizionare il cavallo in questa casa dove, ripeto un'altra volta, ha due case molto importanti. Diciamo che da E4 potrebbe essere scacciato tramite la spinta F3, quindi forse la casa più ambita è la casa ora C4 e dopo F3, appunto controllando questa casa, il cavallo va in C4. Re in G2, torre C6, qui probabilmente si sta preparando un bel raddoppino di torri. Fiera H4, cavallo in A5 che minaccia la torre in A3 e ora torre in A va in C8. Qui c'è ancora un altro doppio attacco su questo pedone e bisogna correre ai ripari. Alfiere 1 è ottima difesa. Quando due pezzi pesanti attaccano su un punto, basta un solo pezzo leggero per vanificare l'attacco. Poi è chiaro che possono esserci sacrifici, però in linea di massima questo principio funziona. Torre C4, alfiere D2, purtroppo il bianco inizia a manovrare senza alcuna direzione, H6 creandosi una via di fuga ed evitare matti del corridoio, cose varie, H4 e adesso donna E7. Su questa mossa succede una cosa particolare, donna E7 praticamente attacca qui e attacca qui, quindi il bianco deve cercare di fare qualcosa e gioca alfiere C1 per difendere la propria torre e quindi qui parte un pedone. Donna G3 chiedendo il cambio delle torri, donna E7. A questo punto non so se si vede, ma voglio farti proprio ragionare sul vantaggio, oltre a un vantaggio materiale, perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedoni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oltre al vantaggio materiale di un pedone in più, qui c'è il vantaggio dell'attività dei pezzi. Queste torri chiamasi torri attive, cioè che puntano verso un obiettivo. La torre in A3 è pessima, non può addirittura manco muoversi, non ha case dove muoversi, è ancorata in A3. La torre in B va su una colonna chiusa, cioè in realtà è semiaperta ma non ci sono spiragli, quindi il bianco sta giocando con due torri in meno e anche con un alfiere in meno che deve rimanere a bada di quella torre in A3. Guarda come l'esperienza di un giocatore come Karpov riesce pian pianino a mettere il bianco in una morsa e questo è lo stile proprio di Karpov. G5 cercando il tutto per tutto, cattura chiedendo un cambio delle donne. Karpov decide di rifiutare poiché questo avrebbe potuto dare qualche chance di patta al bianco anche se la vedo dura, donna G6 e 5 e ora alfiere H6 in realtà non minaccia assolutamente nulla e ora ed è Karpov che chiede il cambio di donne, re in F7 e ora c'è la minaccia sull'alfiere che deve ritornare in D2. Questo punto tiene, ma terrà ancora a lungo? Scopriamolo. E per D4, C per D4, torre per C2 e adesso la torre è entrata in seconda traversa o settima traversa per il nero e qui sono problemi. Non solo è entrata in seconda traversa scusami, ma ora l'alfiere in D2 è anche inchiodato perché più in là c'è il re, quindi i problemi si fanno sempre più grossi. Torre di 3, questa torre è ancora in una posizione passiva, come vedi non può muoversi da quella colonna D, cioè da quell'unica casa, perché ha un ruolo difensivo. Cavallo C4 aumentano gli attacchi su questo punto e adesso qui si perde il pezzo. Perché? In partita viene giocata Re G3 per togliere il re dall'inchiodatura ma si perde il pezzo. L'unica possibilità di salvezza era di giocare torre di 1, in questo modo si difendeva due volte l'alfiere ma con cavallo B2 amico mio c'era questa mossa, forse sarebbe stato comunque meglio ma Re G3 comunque la partita è abbastanza andata. Cavallo per D2, qui si cerca di papparsi il cavallo, torre in H1, torre in E8, torre in D1 e adesso arrivano quelle che vengono chiamate dal maestro Fide Niccolò Napoli le torri gorilla, cioè le due torri raddoppiate in seconda e in settima traversa che sono pronte a spazzare via tutto.
torre C1 chiedendo un cambio di torri e adesso Karpov inizia a tessere una tela di matto. Torre G2, adesso torre G2 praticamente toglie tutte queste case, il cavallo toglie queste case, il pedone toglie questa casa. Come vedi il re bianco è praticamente a rischio matto. G5 scacco, re in F5, andiamo a vedere le case minate, il cavallo controlla sempre queste case, il pedone controlla questa casa, il re nero controlla queste case, il pedone controlla questa casa, quindi se ci fosse ora un pezzo in grado di dare scacco al re bianco, semplicemente scacco matto e arriva cavallo di 6. Tutto controllato e adesso questo cavalluccio scacco matto al bianco. Il buon Bocelli ha resistito ben oltre 40 mosse, che è una signora partita nel mondo degli scacchi. Devo dire che ha giocato molto bene, mi ha sorpreso perché è sicuramente un giocatore avanzato, cioè un giocatore normale non avrebbe visto tutte queste cose. E poi chiaramente l'esperienza di Karpov era incredibile, era veramente incredibile, è riuscito ad arrivare in un finale, ha giocato bene, ha puntato sulla debolezza del pedone C3 e alla fine comunque abbiamo visto che è saltato. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, noi ci vediamo domani sempre con un altro video qui su Matto Scacco. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!